Il Cagliari conquista la prima vittoria in campionato, raggiunge la Sampdoria in classifica, scavalca la Salernitana, si allontana dalla coda e prende tempo. Cragno sollevato, il rendimento del portiere troppe volte nel finale è stato compromesso, stavolta non ha dovuto ingoiare Amaro. È andato tutto bene, pericolo scampato e Spetri cacciati via. Cáceres, valoroso, spende tutto quello che ha da spendere e forse più. Si è calato nella parte ed è stato premiato anche dal primo gol in rossoblù, una medaglia al valor militare. Godin, eroico, la fascia elastica che gli tiene la gamba ricorda le guerre mondiali e i suoi protagonisti. Il faraone dei due mondi gestisce la fatica e ci mette mestiere, utile alla squadra. Cepitelli, il soccorritore, anche se a mezzo servizio è sempre disponibile a dare una mano al gruppo, uno dei più anziani per militanza, più di altri sente la maglia dopo tanti anni in città, per questo stringe i denti. Carboni, il gladiatore, ci mette il fisico e non solo la testa, lotta con tutti per difendere l'area di rigore. Gli avversari sono insidiosi, ma Andrea non fa un passo indietro, contribuendo a difendere il fortino. Lico Iannis, patriottico, Cagliari sta imparando ad apprezzarlo per quello che è, niente di colossale, ma tutto riversato sul campo ogni partita. I calciatori umili e generosi in rossoblù hanno sempre visto e riconosciuto il grande impegno. Nandez, vulcanico, non si capisce dove porti fuori tutta la lava e i lapilli del suo gioco, lo fa dal primo al 96esimo, è il suo guizzo in pieno recupero che confeziona l'assist a João Pedro. Marin, mezzaluna, non si è visto spesso anche perché il Cagliari ha scelto la difesa e la ripartenza, ma nei momenti di bisogno compare all'improvviso tentando giocate di qualità. Strootman, pacato, se il ritmo è troppo alto la lavatrice si blocca, non sa ancora centrifugare il gioco e passa tanto tempo a cercare di cogliere le traiettorie. Alla distanza si è visto più spesso. D'Albert, infortunato, pochi minuti e poi il trauma, esce presto dalla partita. De Iola, il jolly, fa un po' tutto, anche l'esterno pur di essere utile alla squadra, tarda a carburare ma poi si rende protagonista di un paio di trame di gioco interessanti, ha bisogno di sentire fiducia. Keita, un mostro, fa paura all'intera difesa blu cerchiata andando a cercare sempre il pallone, ha la forza e i guizzi, la tecnica e il fisico per fare contemporaneamente il suggeritore e il finalizzatore. Pavoletti, la torre, lassù nel cielo gratta sempre qualche stella e la scintilla accende il Cagliari, in campo pochi minuti trova la spizzicata che vale oro puro. João Pedro, l'imperatore rossoblù, secondo solo a Riva per gol in Serie A con la maglia del Cagliari, scala la classifica dei gol puntando al podio, già nella nostra storia, nessuno lo potrà dimenticare e lui fa di tutto per conquistarsi l'onore dell'Olimpo. Mazzarri, il mago del tempo, conquista il tempo che gli serve per poter incidere nella squadra, placa le eventuali incertezze del gruppo, può agire nella speranza che si arrivi puntuali a Natale, usa tutte le strategie per sconfiggere l'amato cronometro.